Buonasera a tutti. Buonasera. Bene, benvenuti. Ringraziamo padre Luigi Sapia per questa nuova fatica che regala la nostra Mussomeli insieme a Giuseppe Canalella e Michele Ognibene, cittadini e amici di Mussomeli che tutti voi conoscete. Dicevo, siamo qui questa sera per presentare la nuova fatica letteraria di padre Luigi Sapia, il Casale di Maria Mussomeli e le sue radici greco-bizantine, che ha regalato alla nostra Mussomeli, coadiuvato dall'ingegnere Giuseppe Canalella e dallo storico Michele Ognibene. Al mio fianco ci sono gli illustri relatori che questa sera ci diranno come sono ancora più antiche di quanto pensiamo che siano le nostre radici, vale a dire l'archeologo Gianluca Calà, che tutti voi conoscete, il nostro arciprete Don Achille Lomanto. Non a caso tra l'altro il libro è anche dedicato al nostro vescovo di Siracusa, Monsignor Francesco Lomanto. Abbiamo anche padre Luigi Sapia, Michele Ognibene e Giuseppe Canalella. È doveroso prima di tutto far dare i saluti al padrone di casa, che è il nostro sindaco, che in questo momento è impegnato con dei giornalisti della RAI che sono qui perché stanno realizzando un servizio sui medici argentini. Come saprete, ieri la prima chirurga ha preso materialmente servizio all'ospedale di Mussomeli. Si chiama Laura Lator, ha 37 anni, è sposata con bambini e vive qui a Mussomeli da 2 mesi. Abbiamo comunque il Presidente del Consiglio, l'Avvocato Gianluca Negrelli, a cui do facoltà, lui dice così quanto è il Consiglio Comunale, di parola. Come si sente? Proverò a parlare pure io forte, sulla stessa scia di Roberto, che è stato molto sintetico e molto veloce. Ero qui come semplice spettatore, interessato all'argomento, perché anche a me, sinceramente per me è una novità questa ricerca fatta da padre Sapia e dai relatori. Riporto naturalmente i saluti di tutta l'amministrazione, non solo del sindaco e del Consiglio Comunale, perché questi lavori di ricerca sulla nostra storia, la nostra tradizione naturalmente non fanno altro che portare del bene non solo alla nostra memoria ma anche al nostro paese, al nostro sviluppo. Cedo subito la parola ai relatori, sono tutti molto preparati, molto autorevoli, quindi non rubo altro spazio alla manifestazione. Prego Roberto. Grazie. Come vedete andiamo veloci così non ci annoiamo. Prima di dare gli altri saluti voglio leggervi una poesia che si intitola O Paese della Bella Madre. L'ha scritta Maria Nucera e questa sera è qui in rappresentanza di BC Sicilia, visto che la Presidente Rita La Monica non c'è. In questo momento particolare ne consolamo con le ditte popolari. Dicevo gesuita Deodato, che sia sempre lodato, Mussomeli gli è sicuro perché la Vergine Madre lo protegge di tutti i latati. All'entrata come un faro c'è la Madonna d'un reparo. Dentro la chiesa della matrice c'è chi sul corriotecce. Alle piedi della Nivina c'è la forestiera divina. De lato per la via si trova la dolorata Maria. E allungando il passo di più si arriva a Santa Maria di Gesù. Di sotto la vanetta sparra o passo a Madonnuzza Bella, dentro lo castiglio, amate la catina, talia, sera e mattina. E chi delle legni, che lo cerchio a un baglio e non lascia manco un spiraglio. Di protezione non sempre avuto, della Madonna do Carma e l'anca dell'aiuto, per non parlare della patrona che tante grazie ne dona. E ora sotto lo suo manto l'allontana di sto scanto, sperando che manna via sta maldita epidemia. Bisogna specificare anche quando è stata scritta in quel contesto durante il lockdown. Quindi mi sono divertita assieme a mia cugina Francesca Di Liberto. Io l'ho scritta, l'avevo accennata in italiano, ma poi il dialetto mi è venuto un po' difficile, ho avuto bisogno del suo aiuto. E quindi poi è stata anche registrata con la musica, eccetera, eccetera.
ed è venuto fuori. Ho visto che ha suscitato tanto interesse perché mi trovavo in giro così anche gente dalla Francia e così, che avevano messo mi piace, che volevano anche copiarla, l'hanno copiata. Quindi mi fa piacere anche in questo particolare. Io sono qui come membro di ABC Sicilia, quindi porto i saluti, oltre dell'associazione, anche della nostra presidente di Mussomeli e vicepresidente regionale, l'avvocato Rita La Monica, assente per motivi familiari. Io ringrazio padre Luigi Sappia, che è stato così gentile a inserire questa poesia finale. Finendo il libro ha voluto includere questa poesia I paesi della Beggia Madre, mi ha fatto molto piacere. E poi ringrazio anche Roberto Mistretta, che invitando a partecipare alla presentazione del libro ha detto: adesso leggetevi questa poesia come anteprima. Io ti ringrazio. Passiamo adesso ai saluti da parte della Presidente della FIDAPA, Emilia Di Piazza, che dirige questa associazione molto attiva e ha dato modo di avere a Mussomeli ospiti illustri, e so che ci sono altre sorprese, quindi prego Emilia. Grazie Roberto, intanto buonasera a tutti. Permettetemi di dire che sono particolarmente onorata di essere qui stasera in un parterre così autorevole di autori e relatori. Per questo ringrazio infatti tutti gli organizzatori che hanno voluto questa presenza, questa collaborazione con le associazioni, e questo è molto importante per due motivi secondo me. Uno, per il riconoscimento del lavoro che, come dicevi tu Roberto, quotidianamente in un modo o nell'altro svolgiamo, perché poi quasi di questo si tratta, e poi per il piacere della condivisione che c'è. Mi fa piacere infatti anche notare fra il pubblico la presenza di numerosi estimatori proprio della nostra cultura, delle nostre tradizioni, e questo è segno evidente che un po' l'aria sta cambiando forse. Questo fa anche piacere. Ieri per esempio sono stata a Librino, ho partecipato a questa mega inaugurazione del progetto di Antonio Presti ed ho potuto proprio toccare con mano come la collaborazione a 360 gradi fra le forze operative in un territorio possa operare davvero grandi cambiamenti. Quindi penso che questi siano in realtà gli esempi da imitare proprio per il riscatto delle comunità, proprio infondere quel senso di appartenenza, di riconoscimento che poi, se vogliamo, è anche il motivo ispiratore del Casale di Maria. Infatti devo dire, per me è stata una bella scoperta leggere questo libro, ed è quella stessa definizione che avrei usato proprio anche sul momento, prima di leggerlo, quando l'autore me ne ha così sommariamente annunciato il contenuto. Poi chiaramente la lettura mi ha confermato quella che era la mia sensazione iniziale, non solo per l'encomiabile lavoro di ricognizione storica, di indagine che è stato svolto, anche per il risultato che questo lavoro ha prodotto. Quindi vi sento dire che è la restituzione di una bella pagina per Mussomeli, della nostra storia, della nostra memoria, una pagina suggestiva legata al culto di Maria, e quindi non possiamo che ringraziare gli autori, padre Luigi, l'ingegnere Canalella, lo storico Mario Bertolone, e tutti quanti scusi, Michela scusa il lapsus. E stavo dicendo, quindi ringrazio tutti gli autori, speriamo che sia anche foriera di nuove scoperte, perché se vogliamo è stata anche una pagina doverosa per la nostra storia, perché nonostante tutto le nostre conoscenze riguardo alle origini e anche al toponimo stesso risalgono a tempi, se vogliamo, datati, fatto salvo qualche eccezione. Pertanto quindi grazie. Vi consiglio la lettura perché vale veramente, la lettura vale il piacere della scoperta, quindi buona presentazione a tutti. Grazie Emilia. Si sente questo, sì? Sì. Bene, vediamo se riusciamo. Leggendo questo libro riflettevo e mi chiedevo, padre Sapia, ma cos'è la vita senza amore, la vita senza passione? Padre Sapia ha messo qui dentro tanto amore, tanta passione. È un libro esile a vederlo così,
è come un iceberg che mostra soltanto quello che c'è fuori e sotto man mano c'è un mondo sommerso che apre a tante altre domande, tant'è che Padre Sapia poi lascia il campo libero a quelle che sono le speculazioni future, dice io sono arrivato fin qui, ma guardate che c'è ancora moltissimo da scoprire, e invita alla scoperta, quindi anche un invito ai giovani, è un libro che andrebbe veicolato nelle scuole, questo così come altri, sono libri, caro Presidente, che andrebbero recuperati, ce ne sono anche altri, fatti conoscere ai nostri ragazzi, perché senza radici, senza la conoscenza non si va da nessuna parte. Padre Luigi ha diviso il libro in 3 parti, ve lo leggo, quello che dice lui. Nella prima esaminiamo la questione principale del bizantino, Casale di Maria, mediante la ricerca storica, religiosa, ecclesiastica e devozionale. Di questo ne parlerà adesso Padre Achille. Nella seconda invece presentiamo la ricerca più propriamente archeologica e filologica ed etimologica e gli altri periodi storici di Mussomeli, e di questo appunto ne parlerà il nostro archeologo Gianluca Calà. Nella terza infine presentiamo diverse ricerche che chiariscono e approfondiscono singole tematiche collegate all'argomento principale del saggio, e di questo poi ci daranno appunto notizie sia Michele Ognibene, sia l'ingegnere Canalella e sia lo stesso Padre Sapia. E allora, Arciprete, vogliamo raccontare perché secondo Padre Sapia all'origine del nome Mussomeli c'è il Casale di Maria e non quindi come si pensa l'origine araba? Io sono stato affascinato sempre dalla devozione che qui nel nostro paese c'è stata nei confronti della Vergine Santissima, e particolarmente sono stato legato alla devozione della Madonna dei Miracoli, tanto è vero che stasera, a mo' di scherzo, direi di computer, perché mi sono dilettato negli anni passati, quando ci vedevo meglio, a riportare i colori che emergono attuali, ma senza nessuna pretesa, in quella figura che abbiamo nei sotterranei della chiesa madre. Ce l'ho qui, l'immagine ce l'ho qui accanto, lavoro immane perché è stato solo un lavoro di ricucitura dei pixel che emergono solo da qualche foto. Però quando poi ho letto il libro di Padre Sapia, ancora mi sono cimentato a guardare con più attenzione il valore che ha per noi questa devozione della Madonna e soprattutto le radici da cui parte la devozione. È una devozione che nasce dal bizantinismo in Sicilia, fuori di dubbio, perché proprio è l'epoca bizantina che ha in un certo senso dato evoluzione ai nostri territori dal punto di vista religioso, ha confermato maggiormente il culto ai santi e in modo particolare alla Vergine Santissima e alla figura di Cristo. Perché l'epoca bizantina, sappiamo bene, è quella che più di tutti offre i contenuti della teologia primaria della Chiesa, soprattutto i grandi concili, prima di tutto quello di Nicea, che sarà il concilio che metterà le basi per la professione di fede. Prima c'erano delle professioni di fede, basta di andare a cercare oggi una raccolta che potrebbe essere l'Ordensger Schmauzer per quanto riguarda le formule del battesimo, erano tutte sotto forma di domande perché erano le formule battesimali. Poi ci sarà la vera e propria professione, il simbolo che lega la Chiesa, la Simpallo, lega di questi fedeli alla dottrina e alla ortodossia della Chiesa, legata soprattutto alla dimensione quella patristica più ortodossa della fede. Pensiamo per esempio i padri apologisti. Tra questi poi abbiamo infine uno dei grandi che richiama soprattutto la devozione alla Madonna, che è Ireneo di Lione, dove troviamo qui una vera e propria affermazione della divinità di Maria, soprattutto della mediazione di Maria, che è colei che attraverso la quale passa, scusate il termine come lo presento, passa tutta la divinità di Dio per l'umanità. E
da questa, diciamo, attenzione che c'è, ecco, nell'ambito dei bizantini, bisogna anche ricavare quello che è il contenuto molto importante, per esempio, della predicazione pre-nicena, come quella di Sant'Atanasio, che è uno dei primi che utilizza un termine che è stato molto caro a padre Luigi, che è il termine Theotokos, madre di Dio. Ed è proprio su questo che noi dobbiamo oggi stasera puntare la nostra attenzione. Ecco, la cultura bizantina ha soprattutto questa dimensione, ecco, della maternità divina, ecco, quella maternità divina che è attribuita a Maria, che nasce da una grande, ma grande esperienza di fede, che è frutto, ecco, di confronto, ma anche di grande elucubrazione filosofica, spirituale. Nasce soprattutto nelle scuole, nelle grandi scuole che sono le due scuole, quella antiochena e quella, ecco, abbiamo alessandrina. Entrambe si dividono e si distinguono per degli orientamenti particolari. Quella antiochena soprattutto valorizza la teologia della Sax, della carne, cioè che il figlio di Dio si è incarnato, si è fatto uomo, cioè l'utilizzo specialmente del testo greco di Giovanni, o logos sax genitor. Lì viene affermato in maniera abbastanza, perché, ecco, di più si sta al discorso di questo, diciamo, questo essere di Dio, ecco, che viene nel mondo, che si incarna. Teologia che purtroppo, devo dire, fu abbandonata nei primi secoli della Chiesa e poi prevalse poi nell'Occidente quella tomistica, che era di altro tipo, piuttosto, diciamo, legata alla teologia di Agostino, ma poi soprattutto alla filosofia aristotelica, che Tommaso ne fece proprio uso e consumo. Ecco, l'altra scuola era quella alessandrina, e quella alessandrina aveva la dimensione piuttosto pneumatica, spirituale. Non si parla di un logos sax genitor, ma di la dimensione di infieri di Dio che diviene uomo, perché il discorso era evitare che ci potesse essere uno squilibrio, o meglio un errore, per quanto riguarda il rapporto tra l'essere divino e l'essere umano. La difficoltà poteva essere quella di far emergere più l'umanità, ecco, nei confronti della divinità, o mantenere distinte le due realtà. Questa era la difficoltà che hanno avuto soprattutto i bizantini nei primi secoli. Pensiamo alla questione nestoriana, ecco, che era proprio questa, che essendo lui marcato come patriarca di Costantinopoli sulla filosofia che era quello di mettere in risalto il concetto della physis, della natura, che equivaleva alla prosopon, alla persona, noi diciamo, ma era, tra virgolette, era una maschera da teatro, questo non poteva aiutare tantissimo a darci una definizione della persona di Cristo. E allora, ecco, queste due dimensioni non possono essere, confuse l'una con l'altra. Rimanevano distinte, ma non potevano essere due realtà distinte, ma nello stesso tempo non trovavano una congiunzione ideale. E allora sarà proprio il concilio, forse da voi diventerà roba di lana caprina, il concilio del 431, quello di Efeso, che venne convocato allora dall'imperatore Teodosio per togliere le questioni che c'erano, ecco, tra gli orientali e gli occidentali. La scuola di Antiochia è quella di Alessandria. Allora, ecco, venne proprio nella chiesa di Santa Maria, ecco, proprio ad Efeso, dove ho avuto la fortuna di essere seduto nel bema, sarebbe, chiamiamo, dove si sedevano i vescovi. Erano 200 vescovi che definirono il dogma che in un certo senso si stancarono anche a parlarne troppo. Si dice un aneddoto che qualcuno disse: o definite la madre di Dio o diamo fuoco, diciamo, a tutti quelli che sono presenti.
ma non vi dico poi quello che successe dopo, perché anche i monaci stessi che sostenevano le storie, sostenevano anche la parte avversa, che poi furono quelli che furono scomunicati da parte di Cirillo, che fece i famosi anatema, che erano quelli che sancivano il vero dogma, che era, ecco, la madre di Cristo, chiamata la Christotokos, può essere definita la Theotokos. Christotokos senz'altro perché madre del Cristo fatto carne, ma madre di Dio perché proprio per la incarnazione questa maternità si estende, ecco, nella sua dimensione spirituale, teologica, altamente teologica, anche alla maternità per Dio, perché il Verbo è il Verbo che si è incarnato. Ora, questo discorso teologico ovviamente non rimane un qualcosa di fermo nell'ambito dell'Asia Minore. Questo viene portato soprattutto dai monaci basiliani nelle nostre terre. Bene, io ho visto che c'è stata una bella fatica da parte di padre Luigi di richiamare un po' quelli che erano i calogeri, cioè i famosi dei vecchi, o dei vecchi come venivano chiamati, che di solito erano dei monaci che si dedicavano oltre alla dimensione spirituale dell'ascesis del deserto, dell'ascesi, quindi della preghiera, del rapporto, diciamo, delle ginocchia con tanti altri giovani che si consacravano, soprattutto, ecco, dopo l'affermazione del cristianesimo, alla fede. Ecco, questi si dedicarono di più a evangelizzare le campagne che ancora erano nell'entroterra, soprattutto dell'Italia meridionale, ancora allo stato bravo, scusatemi, nessuno conosceva ancora le verità della fede. E tra questi, ecco, è stato citato il famoso San Calogero. Mi ha fatto piacere che è stato citato tra questi e tanti altri, anche se tante volte, ecco, quella figura viene un po' intesa anche con altre figure. Però, ecco, io, per quello che mi riguarda, le mie conoscenze, le mie competenze, ecco, quel San Calogero è nella liturgia orientale, e tanta devozione ce l'hanno proprio in Asia Minore. Ve lo confermo perché nel 2009 sono stato in Turchia e ho visto con quale zelo venerano proprio San Calogero, che non è nero, ecco, la premetto. Il fatto che sia diventato nero lo abbiamo fatto diventare noi nero, perché è stato solo un errore di un gesuita che da Calcedonensis mi traduce Cartaginensis. E quindi, ecco, capite che significa avere cioè, questo fraintendimento portato anche alla dimensione diversa un po' della lettura di questo personaggio. E se vogliamo, ecco, dietro anche la figura di questo missionario, diciamo, che ottiene da Papa Liberio di poter evangelizzare prima le isole Eolie e poi nell'entroterra siciliano, si sposterà a Menfi, poi si sposterà nell'Agrigentino, si sposterà, ecco, a Naro, sarà poi l'ultima la sua, diciamo, dimora saranno le grotte del Monte Cronio, che lo conosciamo tutti bene, anche perché lì, ecco, c'è una grotta ancora che richiama, ecco, la presenza, probabilmente anche l'altare stesso che è stato costruito lì è stato fatto da lui, dove lui celebrava negli ultimi anni della sua vita. E che cosa portava? Portava l'evangelizzazione di un culto, ecco, alla ortodossia. E prima di tutto era il culto senz'altro verso Cristo. Ecco, richiamava le verità dei concili, perché i concili non potevano rimanere lettera morta, ecco, nell'ambito, ecco, dell'impero bizantino. E diciamo che l'impero bizantino fu quello che mantenne di più in questa dimensione l'ortodossia, coadiuvata anche da tutto ciò che era il frutto anche di un'affermazione di fede che si estendeva anche tra i leader della cristianità del tempo. Pensate che chi è che gestisce tutte le verità di fede, e soprattutto nella dimensione più aulica, più bella del concilio, proprio che sarà quello di
di Efeso e anche quello di Calcedonia saranno i frutti, ecco, della grande riflessione di Leone Magno, il Papa, ecco, con il suo famoso Tomus ad Flavianum, dove espone tutta la sua dottrina sul Cristo, sulla verità di Cristo. Ma questo indirettamente noi troviamo anche le radici per quanto riguarda la Vergine Madre, la Theotokos, che poi avrà, ecco, dal richiamo biblico, e che sarà quello che stimolerà sicuramente la ricerca e anche la lettura di questo libro, e la espressione che caritomene, che noi troviamo nell'annuncio dell'angelo quando incontra Maria, la piena di grazia. Questa riconoscenza da parte dell'angelo, o meglio affermazione dell'angelo, sarà, ecco, il frutto anche di vedere come questa pienezza di grazia si coglie anche nelle radici della nostra cultura, che è quella anche archeologica, perché la piena di grazia intende dare una risposta a quelli che erano i culti pre-cristiani, cioè pagani ovviamente, nelle nostre terre. Non ci dobbiamo fare nessuna meraviglia, perché l'impero romano, almeno le province romane, raccoglievano di tutto e di più per quanto riguarda le divinità. Pensiamo per esempio Demetra, ecco, la Dea Mater che dicevate, viene citata qui per quanto riguarda, ecco, il conforto per la natura. Giustamente i contadini a chi si potevano rivolgere per avere l'acqua, per avere la fertilità della terra? A queste divinità. Sarà un secondo momento quando proprio l'intervento, ecco, della predicazione cristiana raggiungerà anche i luoghi più, diciamo, impensati nell'entroterra, che, ecco, allora cominciano ad essere evidenti i titoli più aulici della Madonna. Ecco, prima di tutto la Panagia, la tutta santa, questa la troveremo molto ben raffigurata nella famosa Basilica Paleocristiana, che purtroppo non abbiamo più, e mi dispiace perché non abbiamo più nessuno interviene, che l'Agia Sofia di Istanbul, cioè chiamiamola la famosa basilica, diciamo, costantiniana, che fu, immaginate, costruita solo in 5 anni, quel grande monumento in 5 anni costruita, ed è la più grande diciamo, espressione musiva del mondo. Noi vantiamo Monreale come primato perché almeno è integra. Lì mancano tutti i pezzi che diciamo, la comunità cristiana del tempo, infelice dopo il 1436, quando crollò proprio l'impero d'Occidente, ecco, andarono a raccogliere tutti i pezzi, a graffiare anche le mura per portarsi un pezzo, un ricordo a casa. Ma ancora lì la Vergine Santissima trionfa in quel tempio. Allora, la Panagia, la tutta santa, però anche altri titoli che sono stati anche di richiamo anche per quella che può essere la nostra devozione sul casale di Maria. Ecco, lactusa, cioè significa la Madonna che allatta. Questo perché, ecco, lì c'è il discorso della grazia che viene da Maria, trasmessa mediante il suo dono nei confronti del figlio, e il figlio diventa, ecco, leggibile per noi, il figlio nel quale si rispecchiano tutti i figli. Ecco, questo è il discorso. E poi c'era anche nei momenti, diciamo, più drammatici, ecco, della vita di fede, noi qui abbiamo meno, ecco, attinenza a riguardo. Per quanto riguarda questo titolo, sarebbe il titolo, ecco, richiama questa, la Madonna del Bacio, noi la chiamiamo. Aspetta, mi sfugge in questo momento il titolo. Della tenerezza. No, neanche in greco, diverso. Dunque, ecco, questa l'abbiamo, ecco, come espressione, per esempio, nella icona di Vladimir, anche in Russia, no? Ecco, questa tenerezza che viene espressa dalla Madonna nei confronti del popolo che ha la sua diciamo, attenzione verso la Vergine che protegge. Qui, ecco, invece abbiamo piuttosto un'immagine biblica noi, ecco, a Mussomeli, dove, ecco, il bambino viene presentato al popolo, perché è per il popolo ed è colui che governa e guida il popolo. Ecco, una di queste, ovviamente l'immagine che trovate qui,
che vi ho portato qui accanto a noi, è l'immagine proprio, ecco, più classica di quella che è la regina, ecco, la Theotokos. Perché ho citato la regina? Perché non a caso nell'ambiente bizantino, ecco, la Madonna non viene mai raffigurata coronata. Sarà solo un passaggio nell'Occidente che a dare spicco rispetto alla cultura pre-cristiana, dove le divinità venivano tutte incoronate, a mettere in risalto l'incoronazione di Maria. Quella incoronazione che troverà poi anche la conferma in quello che sarà la risposta al concilio del 431 di Efeso con la famosa Basilica di Santa Maria Maggiore, dove la sequenza diciamo musiva che racconta la presenza di Maria lungo la storia della salvezza non è altro che confermata da una donna che alla fine poi nell'abside, camino absidale che conclude la bellezza di quella basilica paleocristiana, c'è l'incoronazione di Maria Regina. Ma perché Regina? Perché proprio quella parola la troviamo nei Vangeli. Quando Gesù dice a Maria tie moi caesoi gunei, che c'è tra me e te, o donna, non la mette in un atteggiamento di rifiuto, ma che c'è tra me e te, regina, perché lei poteva conoscere il giorno dell'ora, ma ecco, per un amore filiale verso coloro che l'avevano interpellata perché avevano detto vinum non habet, non c'è più vino, ecco, lei interviene. Allora, aspetta, ci stiamo perdendo. Ora, torniamo, altrimenti ci perdiamo. Allora, però è bello perdersi. È bello perdersi. Ora, questa dimensione, Io diciamo so che la matrice, prima ancora di chiamarsi San Giorgio, poteva essere dedicata a Maria. Anche l'immagine della Madonna, quella che tutti noi vediamo sulla pietra dipinta dal Provenzano, sappiamo che prima era d'origine bizantina. Ecco, io vorrei che focalizzassimo su questo, padre Achille, perché noi siamo definiti un paese mariano e quindi lei ci ha spiegato anche il motivo. Padre Sapia nel libro racconta che il fatto che noi siamo isolati ha fatto sì che alcuni frati basiliani, appunto, abbiano portato il culto bizantino, e da qui quello che diceva sostanzialmente padre Achille. Però vorrei focalizzare un attimo sul Casale di Maria, il nome da cui deriva la nostra Mussomeri, se possiamo. Beh, io da quello che mi riguarda un po' in base agli studi e quello che riesco a leggere da quelle che sono state fatte le ricerche, ecco, il nome senz'altro è legato alla devozione più che a un nome ben definitivo per quanto riguarda il nome di Mussomeri, no? Come è definito oggi, oppure quelle che sono state tutte le accezioni arabo passate. Perché l'unico, diciamo, riferimento è questo rievocare tutti questi posti che sono stati menzionati dalla ricerca, ecco, una presenza straordinaria di Maria. Ecco, si chiama, andando nella Terra Vecchia, ecco, dove appunto sono state fatte queste ricerche. Poi pensiamo anche ai luoghi che sono stati citati molto bene all'inizio della nostra relazione. Pensiamo per esempio ai famosi richiami alle fortezze o di avvistamento che erano i campanili che c'erano, che sono legati proprio a dei posti, diciamo, di osservazione, così per eventuali attacchi, ma poi sono diventati come un baluardo della devozione di quelle chiese dove lì è nato il culto. Pensiamo alla Madonna dei Miracoli, pensiamo al Carmelo, pensiamo ai monti che sì, veniva chiamato la chiesa del San Gioacchino e Sant'Anna, ma così confermando ancora, credo anche la ricerca fatta da padre Sapia, viene chiamata la chiesa Maria dei Monti. Perché? Anche perché c'è una strada che richiama questo, che va verso, se non sbaglio, perché io ora da 50 anni che manco da Mussomeri, e dunque il cortile Catata, se non sbaglio, che fa riferimento a Maria dei Monti. Cioè questi richiami sicuramente danno una bella definizione non solo teologica, spirituale, devozionale
del culto verso la Madonna, ma anche il senso anche di questa espressione che noi usiamo, già citata dal Sorgere o da altri, come Casale o Maria. Grazie Padre Achille, grazie. Padre Achille ha introdotto quello che è l'aspetto archeologico, vuol dire le torri quadrate che sembrano fossero di origine bizantina e che in qualche modo hanno a che fare anche con la torre del castello. Tra l'altro l'archeologo al mio fianco, il dottor Gianluca Calà, è inutile che vi legga qui le 2 pagine di produzione, di pubblicazioni, da 20 anni opera con la sovrintendenza, è una delle eccellenze di Mussolini, che dobbiamo tenerci molto caro. Lui è stato uno di quelli che insieme con BC Sicilia ha trovato i reperti che si ritrovano attualmente nel nostro museo archeologico. Dovremmo fare tutta una battaglia, dico a tutti quelli che siete qui presenti, aiutateci a fare una battaglia per recuperare tutti i reperti che abbiamo sparsi nei musei non solo dell'isola ma mi risulta anche fuori. Noi dovremmo avere un museo, Gianluca, di Mussolini, un museo archeologico. Allora Gianluca, perché siamo bizantini? Quali sono le origini che vi hanno portato a questa scoperta per dire sì, gli arabi d'accordo, ma guardate che noi abbiamo cominciato molto prima con i bizantini a parlare del culto di Maria e noi siamo bizantini perché ci sono anche le tracce e io le ho trovate. Grazie, buonasera a tutti, si sente? Ci siamo. Forse è meglio parlare così, mi sentite così? Ok, forse è meglio così, è più naturale. Vai. Allora, è doveroso, nei pochi minuti che mi separano alla fine del mio intervento, innanzitutto ringraziare chi ci ospita, il sindaco, l'onorevole Giuseppe Catania, la Chiesa di San Francesco e soprattutto ringraziare chi mi ha invitato. Padre Sapia, cioè gli autori, Padre Sapia, Michele Mibene, Ingegnere Canarella. Sono onorato di essere qua insieme a lei, Padre Romanto. Innanzitutto permettetemi di fare i complimenti agli autori. Mi riallaccio a quello che ha detto 2 secondi fa Roberto, dicendo ma attenzione, questo libro dà un sacco di problemi, cioè nel senso che non è un libro che a un certo punto inizia e finisce, ma rimane aperto. Dal mio punto di vista, Padre Sapia, complimenti, perché io quando studio, quando leggo un libro non cerco soluzioni, cerco dei mezzi all'interno di quelle pagine che mi permettano poi di avere le soluzioni e che mi permettono di andare avanti, di risolvere i problemi. Quindi complimenti a tutti e 3. Avete fatto uno sforzo immane e si vede perché avevate una tale voglia di scrivere e di diciamo dare tutti questi dati che magari al lettore un pochino più superficiale non appaiono. Però vi assicuro che ho trovato una serie di spunti interessantissimi, cioè sarebbero tutti questi, ma non potrei prendere tutto il tempo che mi rimane. Diciamo che in questi pochi minuti vorrei sottolineare quello che sostanzialmente è il dato archeologico di questo periodo che voi avete analizzato, che per me significa fare 10.000 passi in avanti rispetto a quello di cui mi occupo normalmente, cioè arrivare all'età bizantina per me che fino a qualche anno fa consideravo la fine del mondo con Costantino, diciamo dal punto di vista scientifico, perché non mi c'ero approcciato. Adesso che ho scoperto anche l'archeologia medievale, e considerate che in Sicilia non esiste la Sicilia, non esiste una cattedra di archeologia islamica e di archeologia bizantina, e chi vuole approfondire questi argomenti deve andare a seguire il corso di Lucia Arciva in Scienze della Formazione a Catania, nonostante si tratti di archeologi. Pochi sono gli studiosi di archeologia medievale in Sicilia, dobbiamo affidarci agli ottimi studi dei francesi e adesso menzioneremo perché ci hanno aiutato anche per l'interpretazione di un reperto straordinario che è conservato al Museo Meni. Dal punto di vista archeologico, Padre Sapia, Michele e l'ingegnere avete indovinato, i bizantini c'erano nel nostro territorio. E come facciamo a saperlo? Noi archeologi la chiamiamo cultura materiale, è quello che producono le persone in un determinato momento e che poi trovano gli archeologi e che testano che c'è stata una finalità. In particolar modo, per non menzionare tutti i siti che potrebbero essere interessati dalla presenza bizantina, e io quando parlo di bizantini dico sempre bizantina islamica perché sostanzialmente è un periodo che si studia insieme. Ne menziono soltanto 3 perché sono quelli che ho pubblicato in 2 tra l'altro prestigiose sedi internazionali e dove è venuto fuori, ancora una volta complimenti Padre Sapia e gli autori,
del fatto che naturalmente non si poteva, io già lo pensavo già da prima, non si poteva immaginare che per vedere nascere la Terravecchia o il castello bisognava aspettare Manfredi nel 1300. Vi do solo un dato, il castello fu, non è questo il caso, se no ci perdiamo, altro che il castello fu frequentato già a partire dal Neolitico, dall'Eneolitico, quindi dall'età del rame. All'età del rame segue una frequentazione nell'età del bronzo, ma siamo nel 2200-1450 a.C., quindi prima di Manfredi ce n'è. Non abbiamo tracce nell'età del ferro, abbiamo tracce di impianti di case greche appoggiate al castello, purtroppo furono sventrate alcune dagli scavi per posizionare i fari che sono attualmente presenti, ma dopo la fase greca abbiamo anche una fase ellenistica. Prima di arrivare ai bizantini al castello che ci sono, c'è tutto questo. Ritornando ai bizantini, quindi vi menzionerei il castello e vi menzionerei un sito che si chiama Case Buda, a pochi chilometri dal castello sotto i Girafi, e un altro sito altrettanto straordinario che è Chiapparia, da cui viene il reperto più importante. Ora parliamo degli indicatori archeologici, come faccio a dire che c'erano i bizantini. Allora, poco fa Roberto menzionava le tegole cosiddette pettinate, decorate con striatura. Questo tipo di tegola è un indicatore archeologico, un fossile guida lo chiamiamo noi, per il periodo che va dal V fino all'VIII secolo. Dall'8, con l'arrivo degli islamici, vi è un cambiamento anche nella costruzione del tetto. Si scopre che le tegole possono essere belle coibentate, impastandole con la paglia, e nascono le cosiddette vacolate, in quel caso indicatore archeologico di età islamica. Al castello invece abbiamo una presenza di materiali cospicua dell'età bizantina, parliamo dal V fino ad arrivare all'8, ma abbiamo un voto documentario nel IX che però colmiamo con altri luoghi a Mussomeli. Dal V all'8 al castello si verifica la presenza di commerci transmarini testimoniati da alcune anfore che si possono vedere nella vetrina che abbiamo allestito al castello, e che sono sostanzialmente anfore di produzione soprattutto tunisina. Cioè in questo periodo bizantino al castello venivano soprattutto materiali importati dai porti di Marsiglia e dai porti di Tunisi, e sono gli spatei tunisini, le anfore per il trasporto di derrate alimentari, in ogni caso in preponderanza produzione africana. Un'unica anfora abbiamo al castello, produzione orientale, probabilmente sappiamo che è prodotta nell'area siriana, è la famosa Let Roman One, e ne abbiamo soltanto un frammento proveniente dal castello. In ciò confermiamo quello che è il trend riscontrato dalla professoressa Fabiola Ardizzone già qualche anno fa per quanto riguarda la Sicilia occidentale, quindi produzioni soprattutto africane. Ma fino ad arrivare all'8 al castello c'è un movimento importante, in quanto oltre appunto alle pettinate, a queste produzioni africane, abbiamo anche delle anfore particolari nell'VIII secolo che sono, innanzitutto testimoniano la trasformazione delle chiglie delle barche. Non c'è più un mercato a lungo raggio, ma le barche sono più piccole e tosse, per cui la chiglia è più bassa e si producono delle anfore cosiddette a fondo umbonato, quindi hanno un fondo umbonato ed hanno un'ansa con una caratteristica linea sull'ansa incisa. Queste anfore sono state rinvenute anche nella stratigrafia della cripta Balbi a Roma, quindi abbiamo una datazione certa nell'VIII secolo, ma soprattutto sono anfore che trasportavano beni di consumo prodotti dal Vaticano. Quindi, trovando questi frammenti di anfore nell'area del castello, possiamo dire che il castello nell'VIII secolo aveva a che fare con le produzioni del patrimonio di Santi Petri. Abbiamo un voto nel IX secolo. Non ho rinvenuto materiali di IX secolo al castello. Il IX secolo è appunto quel periodo oscuro, quello studiato da pochi, quello in cui si scontrano appunto bizantini e musulmani che avanzano appunto da Occidente. Tuttavia abbiamo due luoghi straordinari nel territorio di Mussomeli, che sono uno Case Buda, che appunto si trova a 3 km a sud-est dal castello e che finora è stato per fortuna rimasto intatto perché era considerato una sorta di discarica, e nel momento in cui è stato ripulito ancora l'aratro non è passato da quel punto, nemmeno una ruspa, per cui ancora c'è una stratigrafia perfettamente intatta. Pensate un po' che quando ci andai per la prima volta insieme a Lucia Arcifa, individuammo immediatamente le capanne ancora visibili, piccole, uguali identiche a quelle che Lucia Arcifa, la professoressa Arcifa, scavò a Roccicella di Mineo, capanne bizantine.
Perché vi dico bizantine? Perché sono legate alla presenza di nuclei alloggi che arrivarono in quella data, nel IX secolo, scusate, in Sicilia. Nuclei alloggi di chi? Di soldati, contingenti bizantini. All'interno di queste capanne a Rocchicella di Mineo sono state trovate delle ceramiche particolari che sono state schedate come pentole a stuoia e che adesso stanno diventando veramente importanti come fossi di guida per l'età bizantina. Queste pentole a stuoia sono associate alle monete di Michele II e di Teofilo, quindi siamo là 840-839. Ora le abbiamo a Mussomeni. Quando questi rarissimi materiali che finora gli archeologi sconoscevano spuntavano un po' a Catania, lungo le coste, nei luoghi più importanti, era una cosa normale, ma li abbiamo trovati a Mussomeni, quindi la comunità scientifica si è fatto un attimo, ci siamo permessi di inserire nella carta di distribuzione delle olle a Stoia, è un'olla che fa parte delle cooking ware, delle ceramiche che servivano per cucinare, quindi all'interno si facevano dei minestroni, probabilmente le usavano questi soldati bizantini all'interno di queste piccole capanne dove stavano in 3-4 soldati massimo, piccole capanne, non immaginate tipo i sacelli di Polizzello con diametri di 20 metri, stiamo parlando di capanne piccolissime. E abbiamo trovato appunto l'associazione ceramica a Stoia con capanne a Mussomeni, quindi riempiamo il IX secolo. Ma il reperto più straordinario, che ci conferma la presenza dei bizantini a Mussomeni, e soprattutto in funzione anti-islamica, mi permetto, è il sigillo di Teoctisto. È stato rinvenuto appunto durante le ricognizioni del 2012, quando mi stavo specializzando, questo sigillo in piombo, ne esistono soltanto 2 finora e sono conservati, uno a Palermo al Salines e uno al Paolo Orsi di Siracusa. E questo che abbiamo noi recita Teoctisto strategos Macedonies, quindi si può immaginare padre Lomanto la felicità quando l'abbiamo tradotto. Io, non essendo un bizantinista, non mi sarei permesso di pubblicarlo prima di avere la conferma, e prima di pubblicarlo mi sono fatto, diciamo, coadiuvare da 2 esperti che Michele sicuramente conosce, sicuramente ha letto in bibliografia tante volte. Annalise Neff e Vivian Priciano sono 2 francesi che si occupano proprio di VIII e IX secolo e che ci stanno aprendo il mondo dal punto di vista delle conoscenze sulla guerriglia portata avanti dagli islamici in questo periodo. E questo sigillo rinvenuto incontrato a Chiapparia, che cosa ci indica? Che probabilmente il sigillo lo aveva appresso il comandante dell'esercito, quindi ce l'aveva Teoctisto. Chi era questo Teoctisto? Teoctisto era un personaggio di altissimo rango, un personaggio importantissimo, imparentato con Michele II, niente di meno, nipote di Michele II, cugino in primo di Teofilo, e che mentre c'era Michele II regnante aveva una carica inferiore. I sigilli che sono conservati negli altri musei a Palermo e a Siracusa recano la carica di protospatario. Nell'arco di tempo dalla morte di Michele II all'ascesa di Teofilo, figlio di Michele II e quindi cugino di primo grado di Teoctisto, ha assunto la carica di strategos macedonies, stratega di Macedonia. Ora sappiamo, grazie ai francesi che l'hanno approfondito, che praticamente in questi anni vi furono ben 5 spedizioni a cadenza irregolare, assolutamente irregolare, di contingenti bizantini, grossi nuclei di macedoni che provenivano dall'Oriente per frenare l'avanzata islamica. Ora, sostanzialmente sì, è facile fare 2+2, ma abbiamo una fonte primaria, abbiamo il sigillo, fonte sfregistica, una fonte primaria, quindi trovare un vaso è una cosa, ma trovare un sigillo è un'altra cosa. Cioè abbiamo il nome della persona che l'ha perso. E quindi Teoctisto è molto probabile che passò dalle nostre valli con l'esercito bizantino, contingenti macedoni, per frenare l'avanzata islamica. Ma dove andava? Mi sono chiesto. Secondo me non andava al castello naturalmente, ma andava dove? Dall'altra parte del Platani, dove cosa c'è? Castronovo, il Castro, laddove risiedevano l'elite bizantina, parenti e di alto rango, altissimo come Teoctisto. Un po' una nota folclorica, naturalmente questi generali non venivano qua perché erano amanti di fare la guerra o perché volevano uccidere i musulmani, così erano più importanti, assolutamente no, venivano qua per fare carriera. Come sottolinea Vera von Falkenhausen, Teoctisto faceva parte di quell'elite bizantina che veniva in Sicilia per fare carriera. Chi ce lo portava? Un generale bizantino proveniente dall'Oriente a venire a fare guerra in Sicilia, che in quel momento era l'estrema periferia dell'impero. Quindi abbiamo Teoctisto a Chiapparia, le capanne con probabilmente la presenza di questo passaggio di questo esercito bizantino proprio sotto il castello, e
tutti materiali che provengono dal castello o che vanno dal quinto fino all'ottavo. Vi assicuro che bizantini nel nostro territorio c'erano. Grazie Gianluca, grazie. Continuo a chiedermi perché nelle nostre scuole non si imitano e non si fanno questo tipo di progetti piuttosto che cose talmente aleatorie, quindi non si insegna ai nostri ragazzi queste cose, che conosce il nostro territorio. Dovremmo cominciare da qui, lo dico sempre e continuerò a ripeterlo. Quindi grazie. Prego, grazie per l'invito. E adesso, dopo aver sentito l'archeologo, passiamo allo storico. Michele Ognibene ha fatto le scoperte nel Terra Sofia, le radici e l'amore per il paese ti hanno accompagnato mentre eri anche lì, insomma. E qui cosa ha fatto? Michele ha fatto delle cose straordinarie negli anni passati, insieme a Totuzzo, che vedete qui, che ci sta riprendendo, lo chiamo Totuzzo perché è così che lui si firma, Totuzzo Favara, ha realizzato dei video su Mussomeri, dei video storici che li trovate su YouTube. Una puntata è dedicata proprio al cortile Catappa, quartiere Catappa, di cui tanto si è parlato. Sono andati direttamente sul posto, hanno fatto delle riprese, vi fanno vedere materialmente, quindi vi invito a vederlo su YouTube questo video perché durerà un'oretta, ma lo vedete tranquillamente perché Michele è molto bravo a spiegare, vi fa toccare con mano. E quindi adesso passo la parola a Michele che ci dirà materialmente cosa ha trovato nel cortile Catappa, le tracce che ci sono del nostro passato bizantino. Complimenti. Grazie a tutti per l'occasione concessami da Roberto Mistretta e dagli altri. E niente, tutto è partito da una ricerca che ho svolto mentre ero a Sofia e che così per caso, per gioco, per scherzo, ho pubblicato su accademia.edu, dove facevo la differenza tra i funghi e i casales di origine tardo-antica o romana. E niente, in questo testo introducevo un documento relativo a questi villaggi aperti e diffusi che derivavano dall'interpretazione, derivavano una volta dai testi dogmatici. Cioè una raccolta di testi che riguardava la centuriazione dei terreni in età romana o tardo antica. Ora, l'interpretazione si era precedentemente sostenuta su questo insieme di testi, portava a ipotizzare il termine casalis nell'Alto Medioevo non contrastasse per nulla con quello che era deducibile dai testi tardo antichi, ma ne confermava anzi la naturale evoluzione. Così verrebbe a cadere l'ipotesi secondo la quale il casale è un'entità di recente costituzione alternativa al fungo, di fatto tendente a sostituirsi a quest'ultimo. Esso perde la propria precedente funzione agraria, ma conserva la propria natura catastale ed agrimensoria romana. Inoltre, in tali forme di insediamento, e questo lo posso riscontrare sia nel cortile Catappa, sia negli altri casali che formavano i Mussomeri, si affiancavano i cosiddetti predi di origine sicuramente antica, per cui la denominazione si doveva pertanto escludere una situazione ex novo. Si può infatti benissimo presumere come in predia deriverebbero da funghi preesistenti ormai parzialmente del tutto incolti, ma ben identificabili e localizzati. Quando vengono realizzati i predia, cioè gli insediamenti rurali a base servile o semiservile, dal momento in cui, dopo la battaglia di Azio, Ottaviano Augusto decide di dividere il latifondo del Lager Publicus romano tra i legionari o tra coloro che comunque avevano servito, scusate la nozione, avevano servito l'impero. Dunque in età tardo-antica il casale viene a sovrapporsi al fundus e segna una fase di conquista dei terreni precedentemente messi ormai degradati perché erano più coltivati da anni. Così nel VI e IX secolo si ha una corretta e precisa sovrapposizione tra casali e fondi. Dicevamo, c'è questa sovrapposizione tra casali e fondi tra il VI e il IX secolo
e i preti appunto rispondevano al potere, unità fondiarie elementari di una società rurale che comprendono le strutture necessarie per l'insediamento, la realizzazione e la produzione di un reddito sufficiente a garantire il sostentamento di una o più famiglie rurali. Scoperto questo, una mia collega bulgara, Desislava Miroslava, dice ma ci sarebbe l'antica visione del profeta Daniele che potrebbe parlare dei fondi mariani, potrebbe essere localizzato nel luogo di cui parla lei. Dico, guardi, io non sono propenso così a andare subito al lampo notizie del genere, perché uso una certa cautela nel darvi anche come formazione universitaria per la quale ho studiato a lungo così duramente. Quindi vediamo un attimino. Niente, ho scoperto poi in pratica che c'è una visione del profeta Daniele o dell'antica chiesa slava di cui esistono 3 versioni, una russa è conservata appunto a Mosca, l'altra a Belgrado e l'altra ancora nella biblioteca dei Santi Cirillo e Metodio a Sofia stesso. Allora, si tratta di un palinsesto in sostanza, parla del periodo bulgaro 1070-1071, si parla del tentativo di intervento di Peter Delian, un sovrano bulgaro che cercava di contrastare la supremazia bizantina sulla politica religiosa, economica e sociale bulgara. Qui all'interno di questo palinsesto si trovano dei frammenti che riguardano la visione dello pseudo Daniele, un testo realizzato in greco probabilmente ad Enna nel IX secolo, appunto il periodo dell'invasione araba di Sicilia. Questo testo molto probabilmente è stato redatto da un amanuense greco, quindi bizantino, nella fortezza di Enna, quindi a pochi passi qua da noi. E niente, in questo testo dello pseudo Daniele, della visione dello pseudo Daniele, che ormai è andato perduto, si parla di come dall'assedio di Mineo in poi, dalla conquista della fortezza di Mineo in poi, queste turme arabe si siano dirette sulla strada Catana-Agrigentum per poi deviare a un certo punto una parte di queste turme arabe verso Agrigento e l'altra facendo il giro un po' più lungo all'interno presso questi funghi mariani. Probabilmente sostengo che possano essere mussomeli, non lo so con precisione, bisogna approfondire ulteriormente gli studi, chiaramente, però già è un dato di fatto sostenere appunto che ci fu una torma di prigionieri che gli arabi condussero con loro fino ai funghi mariani, che conquistarono con l'inganno perché vi era come traditore di Bisanzio Eufemio da Messina stesso. Eufemio da Messina stesso che accordatosi con gli arabi poi rinunciò appunto a questo accordo e in segreto cercò di ricucire con le truppe imperiali, ma venne poi ucciso ad Enna. Tu li racconti tutte queste cose nel tuo contributo che hai dato a questo libro. Io vorrei focalizzare un attimo quello che hai trovato nel cortile Catapa. 2 parole su quello che hai trovato, allora, quelle tracce. Quelle tracce io ho trovato innanzitutto la parte più antica, che è il porticato del Monti.
sicuramente né di origine moderna né di origine medievale o tardo medievale, però ho potuto concludere grazie a uno studio che avevo concluso presso l'università di poter desumere queste particolarità. È un cortile, c'è un porticato, c'è il cortile superiore, cataba viene dal greco probabilmente catabasis, quindi un luogo posto al di sotto dell'abitato attuale, come ovviamente si evince. E poi niente, sono tracce di una piccola struttura muraria, come detto, sfondata, quindi che si apre verso un giardino dall'altra parte, quindi niente. Però sicuramente ci saranno altri migliori di me che sapranno continuare meglio gli studi sulla fertezza di questo cortile e di questo porticato, che tanto mi ha affascinato e mi ha permesso di portare questo studio a termine. Tutto qua. Grazie Michele. Grazie. Un'altra eccellenza di Mussolini. Vedete il video che ha fatto Contutuzzo? Ce ne sono più di uno. Quante puntate sono? 8, 10? Quante ne avete fatte? 12. 12. Vabbè, 12. Ero poco ottimista, insomma. Dove sapete? Tocca a lei, da mezz'ora che vedo che legge lì. Aspetta, io la voglio sorprendere, che così, insomma, le passo il microfono. Allora, fate sapere, lei ha giocato tantissimo, Casale di Maria, Parte da Lontano, ci ha fatto, come dire, la testa così, perché ovviamente da religioso si è agganciato molto, poi ha giocato con il miele, ha tirato fuori tante... Guardate, questo libro vi affascina, quando comincia a raccontare, c'è davvero di tutto, ma quanto ci ha messo per questo libro? Cioè, ma si vede che è in pensione, come non frega più. Il merito è prima di tutto della pandemia che mi costrinse, le chiese chiuse e quindi io ero costretto a bussare, scherzare. Allora, ecco, dico i 4 fattori brevemente che mi hanno spinto a scrivere questo libro. E allora, il primo elemento è stato l'intuito di Michele nel vedere la relazione che c'era tra il toponimo, il Casale di Maria e la devozione mariana, specialmente alla Madonna della Grazia, la Checaritomene, Madonna della Grazia, che poi diventò delle grazie e da noi diventò Madonna dei miracoli. C'è questo passaggio, E allora il primo elemento è questo, però non bastava. Lui mi diceva, lo facciamo assieme, ma dico, io non lo vedo. Quando poi, secondo elemento, l'ingegnere Canalella scrisse quel libro bellissimo, La Chiesa Madre di Mussomeli e il suo territorio, e allora ci ha parlato dell'archeologia dall'alto aerea, in cui si vede una sagoma di teatro circolare e così via. Poi i cardi decumani, di cui già però avevano parlato altri, e così via. E allora quello mi ha spinto proprio, e dico, qui c'è tanto di cui parlare, eccetera, eccetera. Un terzo fattore che mi ha spronato è stato che mentre cercavo in internet, perché che volete, mi sono anch'io modernizzato, e allora sono stato fortunato e ho trovato quel repertorio della feudalità siciliana in cui
capovolge, diciamo, ciò che avevano detto finora sul fondatore, diciamo, Manfredi III Chiaramonte, ma che al contrario non è per niente fondatore. Lui lo fece scrivere sulle mura, sulla porta, e nel Cinquecento un domenicano, Tommaso Fazzello, arrivando trovò, dice, è stato conte, e c'era scritto Manfreda. Però lui, sentendo parlare il popolo, dice, volgarmente il volgo e il popolo la chiama Musumeli, Montis Mellis, eccetera, eccetera. E allora ho detto, ho fatto un lavoro da filologo. Qual è il vero significato di questo? Il vero significato è che lui gli mise il nome di Manfreda, però il popolo continuò a chiamare Musumeli come l'aveva sempre chiamato. Quindi esisteva prima di lui, non fu fondato da lui. Ecco, questo fu il terzo fattore, questa scoperta bellissima. Il terzo questo. Il quarto fattore era stato nascosto, era in me nascosto, perché era derivato da una frase che un mio confratello, che era stato nella città di Noto, in cui è diventato ora vescovo un nisseno, uno della provincia di Caltanissetta, e fu pure a Musumeli, e si parlava. E a un certo momento questo fa, dice, quanto vale una sola pietra di Noto, non ci vale tutto Musumeli. Ora io mi sono messa a ridere perché era una battuta, no? Un po' così. Però mi sono accorto che in me fu come dire, una ferita che ho cercato di sanare, appunto. Dico, non è vero, non è proprio così. Anche Musumeli ha tanti reperti e di tante civiltà. E allora chiaramente me ne sono appassionato, come tanti hanno notato, e così diciamo. Poi, ecco, qualcuno diceva, ma perché in tre? Sento parlare l'archeologo Gianluca, ho detto peccato, dovevamo essere in quattro. Perché non me l'hai detto che vabbè, un altro libro. Ora, il lavoro di gruppo, ecco, io lo raccomando, è stato ottimo, perché se vedete il mio telefonino ci sono più di 200 telefonate tra me e l'ingegnere, dico, ma questo è eccetera eccetera. Abbiamo fatto lavoro di gruppo tante volte per via del telefono, e lo stesso succedeva con Michele. Quindi qualcuno non ha gradito questi tre autori, ma perché? Come perché? Il lavoro di gruppo è più efficace, è quello che ci fa arrivare a migliori risultati. E quindi io mi auguro che in futuro si continui a lavorare in gruppo, ognuno che porti il proprio apporto, e le cose miglioreranno, e arriveremo a dire che Musumeli, altro che una pietra, ne ha tanti reperti, il castello stesso, tanti che dicono è un parco archeologico in cui ci sono tanti resti di tante civiltà, e così via. Grazie. Ci avviamo alla conclusione, però voglio leggervi questo passaggio che ha scritto Padre Sapia. Allora, poiché ogni nostro bene culturale è testimonianza, avente valore di civiltà e di storia, tutti gli antichi reperti del lago mussomolese, posseduti dai musei di Marianopoli, Cattolica Eraclea, Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Siracusa, dovrebbero essere restituiti all'antiquarium archeologico comunale di Mussomeli, e specialmente quelli posseduti dai privati, per essere trasformato in museo regionale. Salutiamo il nostro sindaco. Vi darò la parola per un attimo, ma sentite cosa aggiunge Padre Sapia per invogliare chi ha questi reperti a casa a darli.
di nuovo alla comunità, anche perché secondo il mito Demeter è vendicativa e secondo la 36enne canadese Nicola N i reperti posseduti illegalmente portano sfortuna, tumore al seno 2 volte, doppia mastectomia, problemi finanziari, ragione per cui la stessa Nicola si è decisa a restituire mediante pacco postale i reperti rubati al parco archeologico di Pompei. Non me la sono uscita dalla manica, volete dei giornali? Bene, signor Sindaco, l'invito l'ha sentito, di conseguenza, come dire, io so anche, da parte di un mussolese degno di nota, che ci sono dei reperti al Museo di Taranto. Mi ha anche spiegato perché e voglio approfondire come ci sono arrivati. Lui me l'ha spiegato tramite un sovrintendente. Al Museo di Taranto. Se è vero, ci andiamo in macchina e andiamo a recuperare. Insomma. Signor Sindaco, 2 parole per salutare il suo pubblico. Grazie, intanto chiedo scusa per essere arrivato in ritardo. Avevo promesso a Luigi Sapia di essere qui presente al saluto e non ho mantenuto la promessa e quindi chiedo scusa, però avevamo degli ospiti in attesa e quindi abbiamo appena terminato e non potevamo fare diversamente. Però ci tenevo ad essere presente per un motivo molto semplice. Intanto saluto tutti gli autorevoli relatori che sono Pallachille, che ormai è come se fosse Mussomeri da 20 anni. Abbiamo recuperato. Da un mese. Abbiamo recuperato. Per le tante cose che si stanno facendo. Quindi dicevo, perché ci tenevo? Ci tenevo particolarmente perché era l'occasione per fare il plauso a padre Luigi Sapia per questo lavoro importante di ricerca su Mussomeri, sulle origini, su quello che è il patrimonio, l'identità di Mussomeri. Quindi ritengo che sia questo un lavoro assolutamente meritevole. D'altro canto dobbiamo mettere insieme tanti piccoli tasselli per arrivare a una piena valorizzazione del nostro territorio, del patrimonio del nostro territorio. Ti sentivo parlare, Roberto, anche del Museo di Taranto. In anteprima ti dico che stiamo lavorando per richiedere alcuni reperti che sono conservati in giro per la Sicilia e anche per l'Italia a Mussomeri, cogliendo l'occasione di Agrigento Città della Cultura 2025, quindi cercare di sfruttare questa opportunità che non è solo un'opportunità legata al territorio e alla città di Agrigento, ma secondo me è un'opportunità che abbraccia tutta l'area interna siciliana, e quindi sfruttare questa opportunità per cercare di riportare a casa quello che è il nostro e cercare di renderlo fruibile e valorizzarlo a pieno titolo. Certamente lavori come quello che oggi e questa sera si sta presentando sono lavori che aiutano in una definizione del quadro più complessivo. Quindi il mio ringraziamento personale e ovviamente come capo dell'amministrazione va a padre Luigi per il suo lavoro incessante di ricerca e l'opera che mette a disposizione della nostra comunità a futura memoria, perché io ritengo che se non abbiamo chiare quali sono le nostre origini, difficilmente potremo costruire anche la nostra prospettiva di sviluppo e di vita. Quindi grazie ancora e grazie a tutti voi per aver contribuito a rendere partecipe il pubblico di questa opera importante. Grazie al nostro sindaco. Io mi associo prima ai ringraziamenti che aveva fatto Gianluca Calà, nel senso che ringrazio tutti voi singolarmente uno per essere qui questa sera. E adesso do la parola all'ingegnere Canadella, persona tanto schiva, tanto riservata quanto preparata. Lui fa delle cose eccezionali, ma lo fa in silenzio. Ogni volta per tirargli fuori delle notizie devo, come dire, usare tutte le tecniche. Solo un'altra persona è così, ed è l'arcivescovo di Siracusa, Francesco Romano. Non sono mai riuscito a intervistarlo, l'unica intervista che mi manca. Quindi questo per dire. E allora, Giuseppe, io so che tu neanche volevi che ci fosse il tuo nome qui, come vedi.
queste cose riesco sempre a tirarle fuori. Questo per dire quanto è schivo. Eppure qui dentro c'è molto spirito, molto dell'ingegnere Canadella, perché lui ci racconterà come addirittura la Chiesa Madre, attualmente dedicata a San Ludovico, prima ancora dedicata a San Giorgio, prima ancora era dedicata a Maria, perché c'era un culto bizantino. Ingegnere, a te la parola. Sì, comunque, grazie, ma questo è un giornalista tra l'altro, è il suo lavoro questo qua, non sempre è facile cercare di sfuggire e quindi poi si deve fare qualche cosa. Ovviamente il mio intervento è conclusivo, ecco, ci siamo dati un pochettino questi compiti, quello di salutarvi e ringraziarvi per essere venuti ad assistere a questa presentazione, ma qualche parolina insomma da spendere perché si è detto tanto. È chiaro che il nostro territorio merita attenzione, assai. Qua il contesto è incredibile. Praticamente il nostro territorio è stato abitato senza soluzione di continuità. Ecco, qua il nostro bravo archeologo ne sa qualche cosa, tante volte assieme abbiamo anche constatato qualche cosa. Quindi è un territorio ancora da scoprire. È uno scrigno, io dico sempre ai ragazzi quando facciamo i corsi, è uno scrigno, ancora deve parlare e ci sono delle cose incredibili per quanto concerne la storia. Poi sull'aspetto religioso, e qua poi ci perdiamo anche qua di casa, e qua si è sviscerato il problema. Poi la Maria, ecco, poi tra l'altro il collaborare con il francescano, con il padre Sapia, per me è stato un onore questo qua, e quindi come dire, mi sono fatto pure io un piccolo francescano, tante volte gli dico vabbè obbedisco e devo fare, insomma, è questo. Quindi il contesto, quindi Mussomeli, che in quel periodo si pensa magari che potesse essere isolato, non era isolato per niente. Il periodo bizantino, che è quello che ci interessa di più, Mussomeli era in contatto un po' con la costa in tanti modi, è inutile che stiamo qua un pochettino a dire come, però è stimolante assai. Io mi auguro che le nuove generazioni, i ragazzi soprattutto, gli studiosi, gli universitari, ecco, prendano un pochettino lo stimolo e anche l'esempio da quello che si è fatto tanto da parte ormai di tante persone, in campo storico, in campo religioso, in campo artistico. Qua c'è Calogero Barba che può dire qualche cosa, insomma abbiamo delle risorse incredibili, bellissime, e quindi nel momento in cui ci si inoltra nel campo storico e soprattutto nel campo religioso, e là andiamo a scoprire le nostre radici, a renderci conto perché oggi siamo fatti in questo modo. È un percorso gradevolissimo, e vi assicuro che quando andiamo sul posto con Michele e soprattutto con il nostro bravo archeologo, adesso coinvolgeremo pure i sacerdoti e ne vedremo di cose belle. Si è parlato della immagine che noi portiamo un pochettino nel libro, nel regio della copertina, e questo è già l'impegno di una persona. Qua abbiamo la figlia e il papà di Graziella Mingoia, Totò Mingoia, che ha scoperto questa immagine, che ha detto tanto e oggi ci parla in maniera inequivocabile. Insomma, qua siamo nel mondo bizantino, e quindi il bizantino abbiamo l'immagine della Madonna con il bambino, anche la Madonna dei Miracoli sotto. Abbiamo cercato tra l'altro il sistema per vedere di leggere sotto questa immagine, perché non è l'originale, dato che ci vogliono un po' di soldini, abbiamo messo un pochettino da parte, però sarebbe bello sapere cosa c'è in quello. Si conserva la Madonna dei Miracoli in un cassetto, ecco, tutta la parte, la cornice che c'è intorno alla pietra del miracolo, ecco, voglio dire, sono piccole puntini, insomma, che andiamo a dire, però adesso si è fatto un pochettino tardi, quindi ecco, diciamo così, passiamo un pochettino ai saluti, intanto ai relatori, a Padre Achille, al dottore Gianluca Calà, che ci hanno veramente fatto percepire questo libro quanto scritto, insomma, e poi
e poi anche agli sponsor, insomma, che hanno voluto in qualche modo essere presenti. Qui c'è Sicilia, Fidapa, c'è Emilia che ha rappresentato l'azione. E poi che dire del moderatore, il moderatore giornalista che non è il moderatore giornalista, questo è uno scrittore, ma uno scrittore valente scrittore, che noi, dato che siamo nel nostro piccolo, magari non riusciamo a rendercene conto bene, nessuno è profeta in patria veramente, insomma. Ecco, e poi che dire, e poi è la rappresentanza del comune, sono contento che c'è il nostro bravo sindaco e onorevole Giuseppe Catania, che ha voluto essere presente malgrado era impegnato più che giustificato per questo, come anche il Presidente del Consiglio, Avvocato Negrelli, anche i rappresentanti di diverse associazioni culturali presenti in questa sera. E quindi grazie a tutti per essere venuti, nella speranza, ecco, che tornando a casa possiamo portarci dentro qualche piccola goccia di storia, qualche piccola goccia di religiosità. Quindi un augurio a tutti e grazie ancora e buona serata. Abbiamo concluso. Io vorrei appunto citare Salvatore Mincoia Gervasi, che mi è stato appunto detto, perché in questo libro si parla più volte. Salvatore Mincoia Gervasi, perché non lo sapesse, ha salvato il campanile di Santa Margherita, tra l'altro viene anche citato come santa che si pensa che sia come una santa bizantina, quando se ne voleva fare una massicciata e lui invece lo smontò, sagomò ogni singola pietra, la segnò e poi lo fece rimontare. E ha fatto anche questa scoperta, una persona eccezionale che è stata meritevolmente premiata da Agersicanius. E quindi vedete, Mussomeli ci sono tante eccellenze. Stasera il fatto stesso che voi siete qui con noi ci conforta ad andare avanti. Sindaco, ho detto prima che dovremmo inserire o pregare le scuole di portare l'archeologia. Ti sei perso l'intervento di Gianluca, quello del nostro arciprete. I nostri ragazzi hanno bisogno. Stiamo crescendo una società di ignoranti. Ci vogliono ignoranti. I nostri ragazzi non sanno cosa significa leggere, non sanno cosa significa andare sul posto, toccare con mano, respirare. È stato detto prima che sono uno scrittore, giornalista, non lo so se lo sono, io so che amo questo paese e devo tutto a un maestro. Il mio maestro, quando mi parlò del castello, il maestro Carmelo Pennica, mi raccontò una storia sul castello. Mi raccontò di quanto questo Manfredi III Chiaramonte ben ha fatto a tirare le orecchie ai giornalisti che lo diranno come il fondatore. Mi raccontò che questo cavaliere potente che girava la Sicilia, quando vide questo monolite, questa grande pietra, disse: tu vuoi essere più potente di me, non sarà così, io ti conquisterò. E non solo di costruire un castello, ma fece sì che anche il suo profilo aquilino fosse scolpito dalla parte a sud. Ora io non so se sono vere queste cose, e ovviamente non lo sono, ma pensate, questa narrazione e i nostri ragazzi, quanto stimola la fantasia piuttosto per far vedere quelle cosine con le ape robate. Quindi narriamo il nostro territorio, impegniamoci tutti, raccontiamo i conti, ecco, queste cose facciamo, altrimenti cresceremo una società di ragazzi che ignorano completamente il territorio e li perderemo. Grazie a tutti.